Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena, questa giornata che vedrà come suo clou il Gran Premio Città di Cesena come settima corsa alle 23.05. Si comincia con una prova riservata ai cavalli di 2 anni che abbiano vinto almeno 1.500 euro in carriera, sono in 5 dietro le ali della macchina, già tutti i soggetti decisamente interessanti e tutti con almeno una vittoria già nel loro palmarès a metà del mese di agosto. Con il numero 1 Le Chapeau Point, VP dell'Annunziata, 2 Luxury Dark, Antonio Di Nardo, 3 Last Dance B, Manuel Pistone, 4 Leo Di Maria, Andrea Farolfi, 5 Lolita Bar, Pietro Gubellini. Autostart che ha raccolto i concorrenti, tende a ritrarsi Lolita Bar, macchinava per lasciarli. Sono partiti con veloce Leo Di Maria che prova ad andare al comando, scavalcando tutti e ci riesce. Quando si imbocca la prima piegata, alle sue spalle c'è Le Chapeau Point che ha contenuto il tentativo di Luxury Dark e anche quello di Last Dance B. Poi alla retroguardia Lolita Bar. Completamento dei primi 200 metri in 14,7 per Leo Di Maria che prova a rallentare subito. Alle sue spalle Le Chapeau Point, poi Luxury Dark che precede Last Dance B e alla retroguardia Lolita Bar. Completamento dei 400 metri iniziali in 39 con Leo Di Maria che come nell'ultima occasione sulla pista, una volta presa la testa, guida a ritmo blando. Le Chapeau Point continua a seguirlo, Luxury Dark in terza posizione precede Last Dance B e Lolita Bar. Si viene sotto alle tribune, frazione lentissima in 17.1 per la curva di sinistra, Leo Di Maria al comando, Luxury Dark che si scopre quando sono stati completati i primi 700 metri di corsa. Deve riallungare Leo Di Maria perché vede arrivare al suo esterno la sagoma di Luxury Dark, contatto Le Chapeau Point e poi Last Dance B. Alla retroguardia perde qualche battuta sull'allungo della testa Lolita Bar. Completamento dei primi 1000 metri di gara in 1.18,7. Leo Di Maria e Luxury Dark alle prese. Last Dance B in seconda pariglia. Alla corda c'è sempre Le Chapeau Point. Quando siamo a 400 metri dalla conclusione, la retta di là in 14, accelerazione secca da parte di Leo Di Maria che cerca di tenere a distanza Luxury Dark che è sempre minacciosa all'esterno, mentre galoppa Last Dance B. Le Chapeau Point a contatto dei numero primi 3 Last Dance B squalificato. Leo Di Maria in vantaggio nei confronti di Luxury Dark, va di dentro Le Chapeau Point, insiste Luxury Dark su Leo Di Maria, di dentro Le Chapeau Point, Luxury Dark e Le Chapeau Point che si ingamba di dentro, Le Chapeau Point che batte Luxury Dark al terzo Leo Di Maria. 1,16, 29 ad arrivare dopo un 28,7 Le Chapeau Point. Di spunto in open stretch, VP dell'Annunziata, Walter Zanetti al training, i colori della scuderia San Vincenzo. Vince il figlio di Chapeau e Desert S, era stato il primo vincitore delle lettere L, replica il suo successo dopo un secondo posto alla seconda corsa disputata. Batte Luxury Dark e Leo Di Maria.